Intelligenza artificiale e robot stanno stravolgendo il mondo del lavoro. Se in Giappone gli automi impareranno i trucchi degli operai più esperti, la Cina mette in mostra la propria superiorità sul settore, come ci racconta Alessandro Di Liegro. Lui si chiama N, è un robot e dal 2027 ruberà i segreti del mestiere agli operai della Mitsubishi. La casa automobilistica ha infatti raggiunto un accordo con un'azienda dell'Università di Tokyo per introdurre macchine umanoidi a intelligenza artificiale nei propri stabilimenti per apprendere il know-how e far fronte alla mancanza di manodopera in Giappone. Non è detto però che funzioni. La casa automobilistica tedesca ben nota, no? Aveva installato diversi robot umanoidi nei propri impianti e poi dopo un certo numero di mesi non c'è stato il ritorno nell'investire, cioè nel sostituire il lavoro manuale con i robot umanoidi, e hanno mandato i robot indietro. Da Tokyo a Pechino la Cina continua a mostrare i muscoli durante i mondiali dei robot umanoidi. Dopo il record strappato a volte, gli automi ora tirano di box e saltano gli ostacoli o ricevono ordini direttamente con le onde cerebrali. Vetrina per il paese che domina questo mercato. Dalla Cina arriva il 97% di robot umanoidi spediti nel mondo. Unitree, l'azienda leader del comparto, nel giorno della quotazione in borsa a Shanghai ha guadagnato il 600%. I rischi però non vanno sottovalutati. Io penso che prima o poi la bolla possa, esplodere, nel senso che ci sono troppe società, sia negli Stati Uniti sia in Cina, che vogliono realizzare lo stesso tipo di tecnologia robot umanoide